Le risulta che il dottor Chesanti non abbia presentato al CTS la relazione sul secondo giro completo di tamponi, nonostante il CTS gliel'avesse richiesta. Ricordo che si è discusso, diciamo, di questi dati, però io non li ho mai visti, cioè li ho visti poi dopo quando sono stati pubblicati nell'articolo, credo che sia nato su Nature. Quella di Francesco Zambon non è una voce qualunque. È un membro del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, e un ex funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla quale si è dimesso dopo che il suo studio sulla gestione del coronavirus era stato ritirato dalla stessa OMS poco dopo la sua pubblicazione. Stavolta però il retroscena riguarda un altro aspetto della gestione della prima ondata di Covid in Veneto e della mancata presentazione al Comitato Tecnico Scientifico da parte del professor Crisanti dei risultati sul secondo giro di tamponi a Vo, un'operazione che era costata alla regione 150.000 euro. I risultati sono poi apparsi sulla rivista Nature. I risultati io non li ho visti, so che ci sono stati ovviamente, però non li ho visti, diciamo, mentre si stavano generando. Poi li ho visti quando sono stati pubblicati nello studio. Posso chiederle se è normale che avvenga una cosa del genere? Che lo si legga da una rivista, seppur scientifica. Ma normale non lo so, so che abbiamo avuto delle discussioni dove appunto si dicevano quali erano i risultati di questi dati, ma io i dati primari, diciamo primitivi, non li ho visti. Da ex funzionario, Zambon non ha dubbi: se l'OMS non è indipendente dagli Stati membri, non è in grado di portare avanti il suo compito come dovrebbe. Tra le cose poco gradite del suo report racconta anche l'osservazione che il Covid fosse stato gestito meglio dal Veneto che dalla Lombardia. Veneto e Lombardia hanno due sistemi regionali molto diversi, ma questo è un dato di fatto, non è un elemento di giudizio, quindi riportare questo nel nostro rapporto aveva lo scopo di dire agli altri stati: guardate che dovete essere molto attenti sulla medicina del territorio, perché è lì che si combatte il virus.